Un sedicenne in crisi medita di uccidere la madre nel sonno, un gesto eclatante su cui riflette da tempo, giorno e notte, ma che prima di mettere in atto rivela a padre Gino Quattrini, il rettore della chiesa di San Gaetano, durante la confessione. Lui aveva difficoltà a dialogare con la mamma e la mamma gli imponeva sempre quello che doveva fare, non gli lasciava libertà di scelta anche nelle cose più semplici, in un paio di scarpe. Mi diceva lui che devo comprare, devo chiedere il permesso, cioè devo dire mamma io preferirei quello, mia mamma no, inflessibile. E allora quando è così ha detto vedevo che mia mamma era un ostacolo alla mia vita. E mi ha tirato fuori sto punteruolo dicendo che io con questo la voglio uccidere mia madre perché mi ostacola nell'autodeterminazione. Provvidenziali le parole espresse durante l'omelia del sacerdote che hanno acceso la speranza nel cuore del ragazzo. E nell'omelia io ho parlato della luce. Lui mi diceva io non riesco a trovare luce nella vita e non mi sento uomo. Ma non si riferiva lui al sesso, uomo, genere, no, si riferiva al fatto che i genitori lo consideravano un bambino ancora e diceva invece sono maturo, capisco quali sono i problemi. Un'esperienza significativa che il sacerdote ha voluto esporre anche alla comunità durante la messa domenicale. Dal ragazzo Don Gino ha ottenuto la fiducia e l'autorizzazione a raccontare in forma anonima il suo caso. Il sedicenne ha voluto anche consegnargli il punteruolo. L'ho restituito, certo, ho detto no, tienilo tu questo, perché poi era un attrezzo che mi ha detto lui che faceva parte dei ferri che aveva il padre. È sicuro adesso in questo momento? Sì, lui mi ha detto che mi viene a trovare. Ci siamo dati già appuntamento.